85. Poteva provocare una strage l'esplosione causata da una fuga di gas in una palazzina di 2 piani al centro di Bibione. Lo stabile era occupato da turisti, 2 bambini feriti. Sono scappati in strada dopo la forte esplosione della palazzina di via Bilancia a Bibione, la nottata di paura delle tante famiglie svegliate dal boato, danni a quasi tutte le abitazioni. Doppio incidente tra mezzi pesanti sul passante di Mestre, 2 camionisti feriti, uno è in gravi condizioni, code chilometriche e traffico interrotto in direzione Milano. È durato 3 ore il tavolo tecnico convocato al MIT dal Porto di Venezia per stabilire i futuri passaggi in laguna delle grandi navi da crociera. Domani il ministro Toninelli in Commissione Trasporti. Chi abita nelle case sul Lusenzo potrà chiedere la sospensiva delle cartelle esattoriali. Dal Senato buona notizia per le 200 famiglie di Chioggia negli edifici considerati abusivi dal demanio. L'equiparazione della polizia locale e le altre forze dell'ordine, il progetto lanciato dall'assessore alla sicurezza d'Este, presto gli agenti avranno in dotazione lo storditore elettrico. Si sono conclusi oggi i test delle paratoie nei cassoni della Bocca di Porto di Chioggia, iniziati a luglio, in autunno test anche per le 19 paratoie di Malamocco, ultimo dei 3 varchi della laguna. Buonasera, ben ritrovati con una nuova edizione del telegiornale di Antenna 3 Venezia. Una fuga di gas, dunque, lo avete sentito, in una palazzina di 2 piani al centro di Bibione che poteva davvero provocare una strage, quella avvenuta la notte scorsa. Per fortuna si contano solo 2 feriti, 2 bambini ma lievi e subito dimessi per dei tagli ai piedi mentre scappavano. Un boato enorme, la fuga tra polvere e detriti. Ore 3:40 della notte scorsa, a Bibione esplode una palazzina. Una fuga di gas sembrerebbe, poi accertata successivamente dai vigili del fuoco arrivati sul posto. Ma nel frattempo è il panico. La deflagrazione sveglia tutti, si pensa al terremoto, ad un attentato. Pochi immaginano al gas che sventra lo stabile di via Bilancia e le palazzine attorno, quasi tutte danneggiate dall'esplosione. Dalla nube di polvere usciranno fortunatamente illesi gli occupanti, a quell'ora della notte tutti in casa. Una tragedia sfiorata perché gli unici ad essere soccorsi e trasferiti, ma solo per farsi curare delle lievi ferite ai piedi procurate durante la fuga, 2 bambini di 7 e 8 anni di una coppia in vacanza. Nel pieno centro di Bibione scoppia il caos. Autoambulanze e vigili del fuoco si devono destreggiare tra numerose persone scese in strada per la paura. L'esplosione ha fatto temere il peggio. Per un puro miracolo lo stabile non è crollato sotto la forza dirompente del gas. Il bilancio di una nottata che poteva trasformare le vacanze di numerose famiglie in terrore conta 20 persone sgomberate e quasi tutte dello stabile di 2 piani diviso in 4 appartamenti. I figli della coppia sono stati subito dimessi con nessun giorno di prognosi. Come ci racconta il sindaco di San Michele al Tagliamento, Pasqualino Codognotto, ci poteva scappare una carneficina, ma invece gridiamo al miracolo. In realtà è stata una fuga di gas, probabilmente da un altro tubo, ma le 2 bombole sono ancora lì, sono integre. Però il gas si è diffuso probabilmente per un errore umano, adesso sarà tutto al vaglio degli inquirenti, dei tecnici eccetera. Sì, diciamo che rispetto all'intensità dell'esplosione, tra virgolette, insomma, siamo stati anche fortunati perché appunto capitando a quell'ora di notte. Enorme il lavoro dei soccorsi, come precisa il primo cittadino, cui ringrazia per il tempestivo intervento e per aver saputo gestire una situazione per nulla facile. Voglio ringraziare le forze dell'ordine e tutti coloro che si sono adoperati per alleviare al minimo il disagio e anche coloro i quali già alle 6 del mattino avevano già collocato queste famiglie, 4 famiglie in altre strutture ricettive. E andiamo a sentire le voci di chi ha vissuto questa nottata ed è scappato in strada dopo la forte esplosione della palazzina di via Bilancia. Tante le famiglie che a quell'ora della notte dormivano e sono state naturalmente svegliate dal forte boato. Quasi tutte le abitazioni hanno subito dei danni, dalle persiane distrutte dalle schegge a porte e vetri andati in frantumi. Questa è la palazzina che volge di fronte all'abitazione dove stanotte poteva accadere una strage. Come potete vedere sono saltate le persiane
alcune sono a terra. I signori che abitano in questa casa all'improvviso sono stati svegliati dalla deflagrazione. Fortunatamente non ci sono stati né morti e solo qualche ferito lieve. Lì stavamo dormendo nella stanza lì, il gran botto e ci ha svegliato praticamente. Dopo abbiamo visto le serrande lì. Questa è la deflagrazione della casa di fronte che ha fatto la serranda se ne è venuta. Questa così e l'altro pezzo praticamente è andato a terra. Guardi la cosa lì. Il serramento si è spaccato tutto lì, sotto e sopra, e la stessa cosa nelle stanze da letto. E quando siamo usciti era tutto un polverone enorme, una cosa che non si riusciva a distinguere cosa succedesse, cosa stesse succedendo. Negli occhi si scorge ancora la paura di quello che è accaduto la notte scorsa in via Bilancia, nel cuore di Bibbione. L'esplosione ha fatto uscire tutti dagli appartamenti che sorgono attorno alla palazzina coinvolta dalla fuga di gas. Persiane distrutte, vetri infranti, macchine colpite da schegge. Poteva finire molto male. In questo stabile, che dista meno di una cinquantina di metri da dove c'è stata la fuga di gas, l'esplosione ha spostato i pilastri del palazzo, come ci raccontano. Però, come si può vedere, c'è stato uno spostamento completo di questo finestrone. Sì, esatto, con quei piastroni di portata. E c'è stato invece un tamponamento tra mezzi pesanti avvenuto in mattinata sul passante di Mestre, che ha provocato diversi chilometri di coda in direzione Milano e una persona è rimasta ferita. Un ferito e una coda che ha raggiunto i 5 km di lunghezza sul passante di Mestre è il bilancio di un incidente tra due mezzi pesanti tra le uscite di Preganziole e Martellago Scorzè in direzione di Milano. Il tamponamento è avvenuto poco prima delle 11 di mattina nel territorio di Zero Branco. A causare lo scontro tra i due tir un precedente piccolo tamponamento che aveva provocato rallentamenti sulla carreggiata di marcia. Sul posto sono intervenute squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Mestre e Treviso, il SUEM con l'ausilio dell'Issoccorso e la Polstrada di Mestre. Ad aver avuto la peggio il conducente del camion con targa della Repubblica Ceca che aveva tamponato il primo tir. Il camionista era rimasto incastrato all'interno della cabina di guida ed è stato liberato dai soccorritori. Tutti illesi gli altri conducenti, compresi quelli dei mezzi del primo tamponamento. In prossimità dell'incidente hanno operato anche 4 mezzi con gli ausiliari e il coordinatore alla viabilità di Concessioni Autostradali Venete in contatto con il centro operativo di Mestre della società. La chiusura di 2 corsie con transito consentito solamente in quella di sorpasso durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza ha provocato i 5 km di coda. L'intervento dei Vigili del Fuoco si è concluso a mezzogiorno. E poche ore fa il passante di Mestre è stato teatro di un altro incidente, sempre in direzione Milano, che alle 14.40 ha coinvolto tra Spinea e il bivio tra la A4 e la A57 mezzi pesanti. Da un tir i Vigili del Fuoco hanno estratto un ferito trasportato con l'elicottero in ospedale in condizioni gravi. A causa anche della perdita di sacchi di cemento da uno dei mezzi coinvolti, il passante è stato chiuso in direzione Milano e il traffico è stato fatto deviare lungo la A27 e quindi sulla tangenziale di Mestre. Nel frattempo si sono formati fino a 10 km di coda. È stato attivato anche il sistema di protezione civile per eventuali necessità agli automobilisti in coda. Sul posto operano la Polizia Stradale di Mestre, le squadre dei Vigili del Fuoco e il SUEM, oltre a tutti i mezzi disponibili degli ausiliari della viabilità con il coordinamento in loco di Concessioni Autostradali Venete. È durato 3 ore il tavolo tecnico convocato dal MIT al porto di Venezia per stabilire i futuri passaggi in laguna delle grandi navi da crociera. Un incontro rigorosamente a porte chiuse, dal quale sono stati esclusi Comune di Venezia e Regione Veneto, e che si ripeterà a fine mese. Domani il ministro Toninelli sarà ascoltato in Commissione Trasporti. Come distribuire le navi lungo l'asse della zona industriale da Fusina a Marghera a seconda di stazza, lunghezza e disponibilità di banchine. L'approdo diffuso e provvisorio del sistema croceristico che oggi transita per San Marco e la Giudecca è stato al centro del vertice convocato al porto di Venezia dal Ministero alle Infrastrutture e ai Trasporti. Ben 3 ore di giro di tavolo cui hanno partecipato tra gli altri rappresentanti del porto, della Capitaneria, della Guardia di Finanza, della Polizia di Frontiera, dell'Agenzia del Demanio e delle compagnie
compagnie croceristiche interessate, esclusi, non senza polemiche, il Comune di Venezia e la Regione Veneto. La certezza degli operatori è che solo le navi più piccole, attorno alle 50.000 tonnellate, entrando dal Lido Alberoni per il canale dei Petroli, potranno andare a Fusina, mentre dalle 60.000 tonnellate in su dovranno essere sparse addirittura fino a Porto Marghera. Le questioni da risolvere però sono diverse, dal trasferimento di croceristi e relativi bagagli da e verso Venezia, alla gestione della sicurezza con le forze dell'ordine chiamate a coprire un'area variabile che appare ingestibile senza le dovute risorse di uomini e mezzi, fino ai problemi di assistenza alle navi stesse, vale a dire le forniture. Proposte e dubbi che saranno portati al Ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli in attesa di un nuovo incontro entro fine mese per poi trarre le conclusioni a settembre. Ma il Ministro sarà già chiamato domani a esprimersi sulle grandi navi in Commissione Trasporti alla Camera. Tra l'altro anche sulla mancata convocazione del Comitatone dal novembre del 2017, la cui soluzione attraverso il canale dei Petroli di Marghera per le navi maggiori, con l'appendice del canale Vittorio Emanuele per le più piccole destinate alla marittima, pare non essere stata neanche citata durante l'incontro odierno. Chi abita nelle case sull'Usenzo rivendicate dal demanio può chiedere subito la sospensiva delle cartelle esattoriali. Dal Senato arriva una prima buona notizia per le 200 famiglie di Chioggia che abitano da 3 generazioni in case considerate abusive proprio dal demanio. Salvare dallo sfratto 200 nuclei familiari di Chioggia, famiglie che da 3 generazioni risiedono in case regolarmente registrate e autorizzate, che ora il demanio considera abusive. È l'obiettivo che si è posto la consigliera regionale Erika Baldin. Il disegno di legge che ha promosso è stato presentato alla Commissione Finanze e Tesoro dai senatori del Movimento 5 Stelle. I capigruppo di tutti i partiti hanno chiesto alla Presidente del Senato Casellati la possibilità di discutere il provvedimento che riguarda i residenti sull'Usenzo a Chioggia in sede deliberante, quindi bypassando il voto in aula. Questo perché tutti hanno capito l'urgenza che ha questo provvedimento. La vicenda inizia negli anni 20 del secolo scorso, quando il magistrato alle acque di Venezia propose a diversi cittadini di costruire a proprie spese un muro di sponda per arginare il canal Usenzo, in cambio del permesso di costruire le proprie abitazioni sugli appezzamenti bonificati. Negli anni 60 i terreni furono ceduti allo Stato, che si dimenticò per così dire di rendere ufficiale la proprietà delle case, col risultato di farle considerare prive di autorizzazione dall'Agenzia del Demanio. Il passaggio in Commissione al Senato apre ora ad una soluzione. La vera sorpresa e la vera parte importantissima di questo sta nel fatto che, essendo incardinato il provvedimento già al Senato, si dà la possibilità a chi ha ricevuto una cartella esattoriale, come nel caso di Eros Tiozzo che ho già sottoposto alla vostra attenzione, si possa richiedere la sospensiva della stessa cartella. Il disegno di legge individua in un fondo pubblico la fonte finanziaria per indennizzare il demanio senza alcun addebito per il comune di Chioggia e per i cittadini. Nuovi provvedimenti a carico di componenti delle baby gang. Siamo alla cronaca. Questa volta le restrizioni hanno colpito 2 giovani accusati di rapina a un mini market di Mestre. Obbligo di dimora e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per 2 giovani di 18 e 20 anni ritenuti responsabili assieme ad altri complici della rapina ad un mini market etnico di Mestre. Il 6 aprile, al rifiuto del titolare di vendere alcol senza la certezza della loro maggiore età, una decina di ragazzi aveva messo a soqquadro il negozio aggredendo il titolare e minacciandolo con un coltello e rubato l'incasso. Le indagini della mobile avevano portato il 25 luglio scorso al collocamento in comunità di un minore e poi all'identificazione dei 2 componenti del gruppo a carico dei quali oggi è stato emesso il provvedimento. Sono oltre 20 in totale i provvedimenti emessi finora a carico delle baby gang veneziane e mestrine. Equiparazione della polizia locale ad altre forze dell'ordine è il progetto che, secondo l'assessore comunale alla sicurezza Giorgio Deste, deve essere portato avanti a livello nazionale. L'attività di quelli che una volta erano i vigili sta infatti profondamente cambiando. I 2 borseggiatori fermati dalla polizia locale a Rialto andranno a giudizio per rapina impropria aggravata. Si è trattato di un arresto complesso per la resistenza opposta dei malviventi, che testimonia le nuove condizioni in cui devono operare quelli che una volta si chiamavano vigili. Questo è anche un sintomo importante che ci fa capire, proprio per la reazione che hanno avuto gli autori di reato,
che le attività che si stanno svolgendo di polizia locale sul territorio sono veramente significative, altrimenti non avremo questo tipo di reazione, ma tenterebbero semplicemente la fuga. Questo è un segnale molto importante e a chi magari a volte crede che non vi sia la presenza dei nostri uomini va spiegato che proprio per esercitare funzioni specifiche anti-borseggio questi devono operare in abiti borghesi. Nonostante le nuove assunzioni del Comune che hanno portato gli agenti da 350 a 500, considerando i vari ambiti anche amministrativi, il Corpo di Polizia Locale di Venezia potrebbe dirsi completo una volta raggiunte almeno le 700 unità, ma soprattutto, secondo Deste, bisogna promuovere un'equiparazione della polizia locale alle altre forze di polizia. Senza per questo andare a sovrapporre competenze sulle diverse materie in termini di sicurezza e ordine pubblico, ma attraverso uno studio molto puntuale trovare la giusta collocazione e il giusto riconoscimento ad un corpo che è sempre più professionale, che è sempre più preparato, e questo ce lo conferma anche l'attuale questore di Venezia, dal quale ho veramente grande stima e sta facendo un ottimo lavoro. Come dimostra l'aggressione agli agenti della locale di Jesolo da parte di un venditore abusivo, c'è un acuirsi del livello di criminalità che necessita di risposte adeguate, come ad esempio il taser, il cosiddetto storditorio dissuasore elettrico. Noi l'abbiamo adottato, siamo in fase di formazione e certamente al termine della fase sperimentale contiamo di fornire tutti i reparti operativi di questo strumento, che è un dissuasore veramente impattante e che certamente consente di garantire l'incolumità e dell'operatore di polizia, ma anche dell'aggressore o comunque dell'autore del reato. Quando entreranno in azione i taser? Quando saranno disponibili, diciamo? Saranno disponibili molto presto. Molesta una passeggera e aggredisce il capotreno, nei guai è finito un 32enne lettone bloccato dai carabinieri di Spinea. Un 32enne originario della Lettonia è stato denunciato dai carabinieri per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale ed interruzione di pubblico servizio. In Italia senza fissa dimora stava importunando una passeggera del treno regionale che percorre la tratta Venezia-Bassano, tanto da spingere la donna a chiedere aiuto al capotreno, che è stato aggredito dal giovane colpito al volto con un pugno. L'intervento della pattuglia dei carabinieri di Spinea ha consentito di bloccare subito dopo l'aggressore. Il treno ha ripreso il viaggio con un lieve ritardo. Ora ci fermiamo per qualche istante, ma rimanete naturalmente con noi, riprenderemo da altre notizie dal Veneziano. Eccoci di nuovo in diretta, edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, si sono concluse oggi, secondo il cronoprogramma stabilito con il Ministero delle Infrastrutture, i test delle paratoie alloggiate nei cassoni della Bocca di Porto di Chioggia, iniziati il 22 luglio scorso. Le 18 paratoie, larghe 20 metri, lunghe 27, sono collocate a una profondità di 12 metri e hanno un peso di circa 300 tonnellate l'una. I precedenti test di sollevamento erano stati effettuati alla Bocca di Porto di Lido, sia nel lato Cavallino Tre Porti che nel lato San Nicolò. In autunno è previsto il test per le 19 paratoie di Malamocco, ultimo dei 3 varchi della laguna. Cambiamo tema e veniamo alla durissima lettera del CIO che attacca il governo. La legge sullo sport in discussione al Senato intacca l'autonomia del CONI e va modificata. Tra le conseguenze peggiori di questo scontro potrebbe profilarsi anche la decadenza dell'assegnazione delle Olimpiadi di Cortina-Milano per il 2026. Milano-Cortina. Dalla festa alla bacchettata e di quelle dure, tanto dure che nella peggiore delle ipotesi queste immagini potrebbero diventare un paradosso. È davvero la peggiore e per ora più lontana delle ipotesi, ma resta come ipotesi. Altrimenti la lettera arrivata stamane dal Comitato Olimpico Internazionale e indirizzata al CONI non avrebbe costretto il numero 1 dello sport italiano, Giovanni Malagò, a inoltrare subito le 4 pagine di missiva, tra gli altri, al capo dello Stato Mattarella, al Presidente del Senato Casellati, ai Vice Premier, ai capigruppo dei partiti. Seria preoccupazione del CIO per alcune disposizioni della legge delega sullo sport
voluto dal sottosegretario Giorgetti e in discussione al Senato, che intaccherebbe l'autonomia del CONI e che, se non modificate, potrebbero costringere il massimo organismo sportivo internazionale a decidere la sospensione o il ritiro del riconoscimento olimpico al CONI stesso. Effetti concreti: addio alla partecipazione italiana a Tokyo 2020, ma soprattutto addio a Cortina Milano 2026, assegnazione che decadrebbe. Ipotesi nerissima e che saprebbe di beffa tremenda, anche perché sarebbe un pasticcio tutto del governo. Insomma, il CIO non ce l'ha né con il CONI né con la Regione, ma con l'esecutivo giallo-verde. Nella lettera è scritto che il governo non può avere un controllo specifico sul CONI e la legge ne intaccherebbe chiaramente l'autonomia in 6 punti. Con la nascita di Sport e Salute, società per azioni partecipata da Palazzo Chigi, era stata definita una delega al governo per completare il processo di riforma dello sport con un apposito disegno di legge. Il testo, già approvato alla Camera e ora in esame al Senato, all'articolo 1 conferma l'ampia manovra concessa al governo per l'adozione di misure in materia di ordinamento sportivo e soprattutto le molte competenze sottratte al CONI, su tutte la distribuzione di fondi, cioè soldi, alle federazioni sportive. Una guerra tra Malagò e Giorgetti che dal Veneto si osserva cercando di mantenere ottimismo. Diciamo che la situazione è certamente delicata, però nello specifico io credo che si troverà sicuramente un accordo, anche perché da una parte abbiamo sicuramente il CONI col presidente Malagò, dall'altra parte io ho piena fiducia nel sottosegretario allo sport, Giorgetti, che tra l'altro è una persona molto attenta, molto equilibrata. Il CIO chiede modifiche a stretto giro di posta e si è detto comunque disponibile a una riunione congiunta a Losanna in settimana per discutere della questione. Lega e 5 Stelle però sembrano tirare dritto, ma per chi assieme al governatore Luca Zaia ha lottato a lungo e contro tutti per il sogno di Cortina Milano, lo spettro di una rinuncia è pura fantascienza. Nel momento in cui si parla di molte risorse che passerebbero dal CONI a questa nuova società del governo che è Sport e Salute, ovviamente ci possono essere in qualche modo dei contrasti e si deve trovare probabilmente una mediazione. E attenzione perché di nuovo allerta meteo al nord, dalla giornata odierna una lieve perturbazione favorirà fenomeni temporaleschi, localmente anche intensi, sui settori alpini con possibilità di estendersi anche alle pianure limitrofe ed è per questo che il Dipartimento di Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse con fenomeni meteo che purtroppo, come abbiamo già visto nel corso di quest'estate, potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche. L'avviso prevede l'allerta dal tardo pomeriggio di oggi fino a giovedì mattina su Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli, Venezia, Giulia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, fulmini, locali grandinati e forti raffiche di vento. Attenzione dunque soprattutto per chi deve spostarsi ed è dunque in movimento. Vi ricordo, per quanto riguarda lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni, quelli che sono i nostri recapiti, i nostri numeri per dire la vostra, appunto lo dico ad antenna, segnalateci disagi, disservizi e noi naturalmente interverremo. SMS WhatsApp al 351 1755 340, email redazione @antenna3.it, telefono e segreteria allo 0422 0230 898. Questa sera a 20:10 ospite, lo conoscete già dai nostri telegiornali, Riccardo Scalise, Mister Selfie. Andremo dunque a conoscere più da vicino questo personaggio che è ora protagonista anche di una mostra a livello internazionale con i suoi selfie. È tutto per questa edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, io vi ringrazio per averci seguito e vi lascio ad altri dettagli relativi alle previsioni del tempo per domani. Arrivederci. La giornata di mercoledì 7 agosto sarà caratterizzata da un tempo decisamente variabile sul nostro territorio a causa dell'arrivo di un veloce fronte instabile. Nel dettaglio sul Veneto al mattino avremo ampi spazi soleggiati, poi col passare delle ore la nuvolosità sarà in aumento un po' dappertutto con temporali via via più frequenti e localmente anche violenti, tuttavia in attenuazione durante la nottata. Temperature minime in aumento, comprese tra 21 e 25 gradi, le massime invece saranno sostanzialmente stazionarie e oscilleranno tra i 27 e i 33 gradi.
Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia e Giulia. Nella prima parte della giornata avremo bel tempo, ma la situazione cambierà decisamente nel corso del pomeriggio con rovesci un po' ovunque, come vediamo. Temperature minime tra 20 e 24 gradi, massime comprese invece tra 28 e 29 gradi, dunque calde ma del tutto gradevoli. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Anche in questo caso maggiori spazi soleggiati al mattino, poi peggiorerà un po' dappertutto con temporali diffusi e localmente anche intensi. Temperature invariate, minime sui 20 gradi, massime sui 31 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.